Pronto? 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 Ah, vaffanculo. Sai, te buongiorno. Parti, ma che ci fai capo? Piacere, ma cosa accomodatevi, signore. Grazie, Mago, grazie. La creatura è vostra aprire. Ma come vi permettete? Io sono maggiorenne e ha già accompagnato a mamma che ha un'assurda fissazione di gelosia. Ma voi ti siete veramente un mago? Perché non fate scomparire a quell'essere ignobile di mio padre? Non ne sono mago, ma miracolo non ne posso fare. E allora non siete buoni? Signore, che serve? Poco risposta era sta creatura. Ragazzi, per piacere, stati zitta, se no io esco pazza. Signore, nascite pazzi, via canti, che ammannanzi, Scusate, Mago, vedete, vi spiego. A me si abbassa di continuo la voce. E vi dovete prendere una bella tazza di latte mio. Mago, con questo caldo. Mamma, vuoi capire che questo non è buono? Non ne vorrei che ma con una magia faccio scomparire a te una patata. No, è vero. Signore, la creatura la potevo lasciare. Mago, mi ha voluto accompagnare. Va bene, Mago. Dunque, faccio parlare innanzi alla creatura. Sì, dite, Mago. Allora, signore, che io volevo dire, ma roba in cartellamento, niente. Che cosa, Mago? Signor, sesso, niente. A volte sì, a volte no. Ed è quelle poche volte sì che mi preoccupano. E dico, e se quello si prende in via che mi fa scema? E se non lo sapete voi, se si prende via che vi fa scemi, chi lo deve sapere, signore? Mago, ma voi non mi potete aiutare a scoprire che tipo di donna è? Chi è che indossa questo reggiseno? Con chi se la fa quel disgraziato di mio marito? È normale, signore, è normale, se sto un capo al canco, Bene, per ma- le carte, sì. È normale, signore, allora, vediamo un pochettino. Ma io direi che, dalla misura, direi che è una bella piezza di femmina, signore, questa sarà una terza coppa C, una coppa C. Signore, poi dal modello che tiene gusto Pure? e dall'odore che la signorina ha lavato con Coca-Cola. Perché signorina, scusate? E sia una signora? Signore, aspettate un minuto, mi dici niente. Mi aspetta, Guarda, mi tocca, capito? Guarda, ma dove stai? Non ci sono stronzate. Signore, che sta, devo lasciare la casa a Ma candidare. la prossima volta non me la porto. Comunque, sentite un po' che a me. Non proprio. Dunque, signore, non ci perdiamo in chiacchiere. No. Come si chiama vostro marito? Rosario. Ci faccio ma roba, signor, vostro marito come si No, chiama? Mago, è mio marito che si chiama Rosario. È inutile che me lo dite, signore, Perché? perché io lo vedo. Ah. Aprite 4, 3, 7, 2, 9, fa Rosario. Fa Rosario. Rosario fa 9, signore. Saprò quatternare, io lo vedo. Vi ho deciso, ma io ho vedo, signore. Fate, ma- Quando è nato Rosario? L'8864. Azza, chi sei un bel leoncino, signore. sì, Era sì, da sì. un pochettino di tempo che ci mancava o leoncino. Sì, O leoncino va a fuoriare. Che è successo, Mago? Signore! Che è stato? 3 a 2, 5! Che fa? Io vedo una donna! Ah, lo sapevo! Io vedo una donna! Che è stato? A sera! Io è una donna anche molto influente! Influente! È un'influenza, Purezza. signor! Io che Mago. assai influenza, signor, Mamma signor! mia. Non Che mi è? muovete! Non mi muovo. Non muovete lì! Che è? Ci avete qualcosa di vostro marito? Posso vedere? Prendete Non alla lo so, dita! Mago, che posso Vedi, scavate, vedere? vedete, io lo Va bene un vedo! accendino del Napoli? È normale, signor, che va bene, non vi muovete a Non mi muovo, non mi perché muovo. adesso ma che costa va a carva più che pesce. Eccolo qua, Chi è? questo è il cannellotto Costa, perché il cannellotto costa pure il cannellotto, signor, 3,50 euro. Comunque, signor, accendete questa candela con la mano sinistra. Con la mano sinistra, Mago, signor. non sono... Mannaggia la miseria, con la mano sinistra mi facete spagnoli! morite, Mago, mo brucio Signor, sa che ma appiccica, ci capi anche il cannello, sono da appiccicare, ma che sangra la miseria! Mettete la mano adesso in coppa palla! Sì, E ripetete appresso a me. sì, Pure noi, e tre. piate pure, signore. Sì. Candele della vita, cuore di mago, occhio di draga e cuore di donna. Signore, mi guardate mocca mocca. Ah, ripetere appresso a me. Scusate, Mago, non avevo capito. E non avete capito, ripetiamo. Ripetiamo. Dunque, signore, Sì. accendete questa candela con la mano Accendiamo, già sinistra. accese, Mago. Signore, io ride, Le orite, accendi, ecco qua. Cagniamo Andiamo. i ridi, ci troviamo che mano. Sono fornuto. Mettete la mano adesso in coppa sì. palla. E ripetete appresso a me. Sì, Pure noi, e tre. casata a mano, va. Andiamo. Candele della vita, Candele della vita, cuore di mago, cuore di mare, occhio di drago occhio di drago e cuore di donna. e cuore di donna. Unitevi! Unitevi! Piano piano, signore, viene da cosa? Avete detto
unitevi contro il veleno Sì. e allontanate per sempre il reggiseno. Oh. È svenuta la signora. Mamma! Abbiamo finito con queste stronzate? Quando solo tanti cantare a capo, lui mannaggia Maria. Signor, Cancoppa ha detto sangue. Signor, scedatemi, signor. Signor, guardate l'uccellino a mezzo a voi. A picchiare l'avrete bru, aprite. Perfetto, signor. Perfetto, signor. Voi siete caduti in uno stato di trance. E a me mi si rendono una mossa di panza, signor. Comunque, signor, Sì, mago. il rito è perfetto. Maurizio, tu mi devi aiutare. E non mi dire di no perché è una situazione di vita o di morte, non mi dire di no. Quanto devi avere? No, ma che capite? Mi devi fare un prestito, sì signore, ma non si tratta di denaro. Ma tu sei messo per scegare allora? Come pigliate per lo scalè? Lascia, e fa un prestito anche i clienti dell'attività avviata, cioè che non è che c'è Ma io come lo dica così? la tipa è la fusione. Pazzesco. Parla! Dunque, Chiacchierella. un problema con la mia ragazza. Che fatto vuoi cavaglionato? Ma come l'hai messo in cima? Ma come sa tu? Ma che capito? Ma pareva strano, Il problema l'ho fatto con mio suocero. Ma nonna mi si è appiccicato con il suocero tu? È normale, Pasqua, tu tieni che la mano a pezzetto. Tu non è che tieni la mano tirata e tieni papare da capo, Pasqua. E fallo una mano di coriandolo ogni tanto. Buttano poco dove? Ma pure chi? Ma tu fai visitato tutti e due, mi sono un brillantone. Si non circola fa, se Pasqua. Se la mano 12 sei. Salve! Ma la tua tua! Prego, signor, prego. Che cos'è? Un gioco questo? Non ti preoccupare. Dici, signor, andiamo avanti. Guarda. Ho bisogno di lei. In che senso? Nel senso che sa, è molto importante che lei mi toglie dei dubbi e mi dia Che vi devo dare? Che vi devo delle dare? certezze. Ma Poi che si me ne gioca, va? si gioca. A te, andiamo, a te. Arrivederci pesce Signor, cane. prego, accomodatevi. Sì, signorina Carmela Lorini, per gli amici Mimì. Ah, ci devo una mossa. Sì, a me piace solo un po' ballerina, sa. Allora, Mimì Amos vi chiamerò. Sì. Dunque, signora, che faccia ricere? Andiamo avanti. No, che caldo che fa qui dentro, può permettere? Allora, tu stai robando Mamma tutto mia, qui, mamma signora. mia, che caldo, sta Allora, sudando. da dai, cavari, la sono scema Renato Zello. Te ne lavrinde bene, infatti è un tempo la picciata. Niente di Vincenzo, Vincenzo. Ho capito, signor. Quando è nato questo Vincenzo? 29, 6, Non è 69. scansato nessuno, signore. Andiamo avanti, non da Maurizio. Mago però, facciamo qualcosa di tutte queste domande, vogliamo andare al sodo? È normale, signore, è normale. signora su. cara. Andiamo al sodo. Dunque, signora cara, che vi devo dire? Ma prima le carte che ci Bravo, su che c'è in ansia. Sì, non dovete ansimare, non vi dovete ansimare. Che è successo? Signor! Che è successo? Signor, vedo una donna! Una donna che sai? Sputate! Sapete? Chi è? Allora, Ma come fate una cosa? è anche molto influente! Roie Mazzo! Che vuol dire questo 2 di marzo? Influenza il 2 di marzo, signor! Signor, che faccia ricere, signor! È anche... Io vedo... Io vedo una piezza di panza qua, ma la moglie è incinta! No, che non ha toccato manco un'unità che la scupottina. No. Ma siete sicuri che è una piezza di panza? Ma come vedete bene, che la pancia è densa. Ma sì? Quella è di buon appetito, sa, di una porchetta. Io gli preparo certi pranzetti, volete sentire? Riusciti a fare... Allora, un ruoto al forno, 8 kg carnai. Dillo meglio. Sì. La lasagna tanta, paro per Maflex. Ci sono vago, quindi poi di e cagnellone tante, e prima, chi ne ricorda? Fanno un borso, sotto un borso, schizzicato tutto quanto, fanno uno schifo qua. Dale con la moglie che lanza va, dai! Signor, non è da mai rientrare senza famiglia. Vedi, ma ti ha fatto autostomma che niente. Che è successo? Che adesso trema, svago? Signor, 6 e 3, no, che vedo un fante. È passato tra sì, No, vedete bene. vedo un fante che Vedete rompe. bene, vedete Ora bene. rompe il fante, signor. Signor, Scusate. Vuoi vedere il tuo studio?
studio? Lo studio, sì, assistenti? Lo studio è pronto? Il lettino, l'avete preparato il lettino? Sì, è tutto pronto. Io ci volevo mettere un ombrellone, ma niente. L'ombrellone. No, ingegnere, l'ombrellone lo mettiamo per far ricordare ai pazienti le località balneari, sì. Quando uno vuole ricordare le esperienze passate in vacanza. Sedetevi. Grazie. Che vi spiego. Qui mettiamo l'ombrellone, tutti gli accessori della spiaggia, sì, per far ricordare meglio. Ma mi sorge spontanea una domanda. Per chi desiderasse un'area di montagna, cosa è previsto? Cosa è previsto? Cosa è previsto, Ingegnere? Dunque, perché vuole un'area di montagna, noi in tuo frigorifero ci abbiamo del ghiaccio friabile, lo buttiamo in terra, è come se fosse neve, avete capito? Poi sì, scendiamo a giocare, ci capiamo che rotta la 127 e ci diamo mano cliente, come se sono stati anni dopo la casa. Ingegnere, poi un capo non calasi, no? Mi chiama neva terra, mettimi in un bicchiere, menta, limone, ingegnere, che va vita? Ingegnere, ma ci metterò a casa con la carrettina!